Ha preso il via venerdì 10 aprile a Pontecorvo la Fiera Agricola del Basso Lazio, appuntamento ormai consolidato che fino al 12 aprile trasforma la città in un punto di riferimento per il mondo agricolo e zootecnico. Giunta alla sua quarta edizione, la manifestazione si conferma una vetrina importante per le eccellenze del territorio e per le nuove frontiere dell'agricoltura. Per 3 giorni l'area fieristica ospita aziende, operatori e visitatori provenienti da tutto il Lazio e dalle regioni limitrofe. Presenti al taglio del nastro le istituzioni locali e regionali, a testimonianza dell'importanza dell'evento per il territorio. La quarta edizione della Fiera Agricola è un crescendo di consensi. Da stamattina migliaia di persone già ci hanno visitato ed è questo quello che è il nostro obiettivo, consensi a tutti i livelli, a livello di presenza e di promozione. Questa è una fiera che promuove l'intero territorio pontecorvese, che è un territorio prettamente agricolo. Questo era l'obiettivo che ci eravamo prefissati quando io, Gaetano Spiridigliozzi, che ringrazio, il delegato all'agricoltura, l'associazione e l'intera squadra che amministro, abbiamo pensato a questo evento che è nato da zero ben 4 anni fa. Una vetrina che guarda al futuro, un evento che è iniziato, che prosegue e che avrà sempre maggiori successi. È un po' come 74 anni fa, quando qualcuno ha inventato il Carnevale Pontecorvese, che dopo 74 edizioni è ancora ricco di consensi. Questa fiera continuerà, proseguirà anche negli anni a venire e investiremo tanto su questo evento. Siamo felici di essere qui, peraltro ho il privilegio di partecipare a questa fiera fin dalla sua prima edizione e credo che il sostegno dell'amministrazione regionale abbia contribuito a questa crescita esponenziale. Adesso per raggiungere l'ingresso dall'altro versante della fiera ho percorso oltre 1 chilometro, quindi 1 chilometro di stand, espositori, di mezzi agricoli, di temi che approfondiscono questo straordinario patrimonio che è rappresentato dall'agricoltura e dalla cultura rurale. E credo quindi che questo rappresenti una grande opportunità per questo territorio, quindi innanzitutto i complimenti all'amministrazione comunale, al sindaco Rotondo, al consigliere delegato Spiridigliozzi, perché questa fiera è cresciuta veramente tanto e bene e credo che dimostri anche un po' lo stato di salute in miglioramento dell'agricoltura, pur tra mille difficoltà, ma che affrontiamo con grande determinazione. Ancora una volta qui a Pontecorvo per l'inaugurazione della Fiera Agricola, è una grandissima opportunità per il territorio, ma soprattutto una grandissima organizzazione da parte dell'amministrazione comunale, che ha saputo ancora una volta trovare gli spazi anche finanziari del proprio bilancio per incentivare ancora una fiera agricola così importante. È chiaro che gli sforzi sono molti, ma il Basso Lazio con questa Fiera Agricola assurge anche a centro importante per il rilancio dell'agricoltura del territorio e la Regione Lazio in questi anni sta ponendo molto al centro della propria agenda politica l'agricoltura. Abbiamo fatto investimenti importantissimi in Giunta regionale del Lazio, abbiamo dimostrato anche per questa fiera di elargire un importante contributo per poter proseguire ancora di più negli anni, ancora con più forza e soprattutto con più organizzazione. Ora la missione è una, quella di incentivare al massimo i giovani per dargli la possibilità di continuare su un settore così importante e nevralgico per la nostra regione, ma soprattutto per il futuro dei nostri territori. Ampio spazio è riservato all'esposizione di macchinari agricoli di ultima generazione, tecnologie per l'agricoltura di precisione e attrezzature per il verde, accanto ai settori tradizionali della zootecnia e del florovivaismo. Presenti anche stand enogastronomici, degustazioni e percorsi dedicati ai prodotti tipici del territorio. La fiera propone inoltre convegni, incontri e dimostrazioni pratiche con momenti di confronto su temi centrali come sostenibilità, reddito agricolo e innovazione. Non mancano infine gli spazi dedicati all'intrattenimento, con spettacoli equestri e attività pensate per famiglie e bambini. Una manifestazione voluta dall'amministrazione comunale, da me delegato all'agricoltura, che in collaborazione con l'associazione Fiera Agricola sta portando avanti con interesse e con molte capacità questa manifestazione. C'è una forte crescita del comparto zootecnico con lo spettacolo e le attrazioni delle razze equine, tanti spettacoli, un incremento proprio dei visitatori, delle attività commerciali, dei produttori, degli stand dei commerciali. Gli addetti ai lavori sono ben contenti di venire a questa manifestazione e noi siamo contenti e felici.
Tante sono le cose che abbiamo fatto quest'anno, a partire da alcuni spettacoli equestri a livello regionale. Abbiamo creato un'area didattica per i bambini, dove i genitori portano i bambini a visitare la fiera. Cosa c'è? C'è un'area apposta ricreativa, faranno un travaso delle piantine, faranno vedere qualcosa sulle api, e giro a cavallo sui poni e altre attività naturalmente. Grazie a questa iniziativa stiamo portando innovazioni e riportare un po' di credibilità al territorio e al mondo agricolo. Vi invito a visitarci in questi 3 giorni di fiera.